Madonna mia! La moto perfetta. Aia, no! Ciao 09! Ti ho venduto! Chiavi della felicità. Ah, sono casato. A posto. Va bene. Infatti avevo visto la street, non avevo visto la tua. Ma io ho fatto incidente, non lo so se lo sai, 2 settimane fa. Sì, ho visto Mi sono venuti addosso, fortunatamente sulle scoriazioni pesanti, perché scoriazioni pesanti, però io avevo il giubbino, avevo i guanti, avevo tutto, solo che i guanti mi si sono sfracellati, non avevo nemmeno quelli là miei, sai, soliti bucati, io avevo questi qua, appena comprati, mi si sono stracciati tutti, sì, nuovi, no, nuovi, mi si sono stracciati tutti quanti, ne ho presi 2 paia il giorno prima, se no non li avrei ricomprati, perché il giubbino della Danis è estivo, l'unica cosa che c'avevo era il pantalone che non era tecnico e si è cotto proprio addosso, si è sciolto addosso. E poi uscire al video di tutto. No, all'Anicre, in tangenziale. Stava mandando all'Anicre. Ok, no, sapevo di qualcuno che c'era scritto dall'Anicre. No, all'Anicre una moto ha tagliato la strada a una macchina e una macchina è finita in un fiume. Minchia. Ho tirato un po' dietro perché l'ho sentita troppo gonfia. Così posso darla un po' di più? Ragazzi, sì. Sì. E lei, ragazzi? Io sono stragasato, non vedo l'ora di provarla. Dimmi tutto. Stitch. Lo puoi togliere? È un amico, dai. Se la lascio già senza niente. L'ABS non si può staccare. Lo posso staccare io in impennata? Piano. Sono curioso di capire come curva una naked con un telaio simile. Cioè ragazzi, di cosa stiamo parlando? Motore derivazione Moto 2. Parto subito col dirvi che questa colorazione mi piace, ma io amo il giallo. Amo proprio la grafica che hanno fatto per la Moto 2. Cioè ragazzi, quella bianca giallo fluo, madò, tanta roba. Anche se il semimanubrio personalmente su una moto simile non ce lo vedo proprio. Avvitiamo qui la One RS e andiamo a scannare. Piaciuto? Grande. Oh, ABS disattivato mi dice Nico. Che figata. Parto subito col dirvi che già si sente che ha un telaio assurdo. Entra nelle curve come una bici. Sale sicuramente molto di più agli alti rispetto alla 09. Oh, e come sale! Ah, ma vieni nella mia corsia direttamente, cara. Tranquilla, tanto mica mi ammazzi se mi prendi in curva. Madonna mia! Ma... Ragazzi, ve lo giuro, ma che cazzo di ciclistica c'ha? Ragazzi, non si muove, non si muove. Lasciando stare, vabbè, i freni che sono eccezionali. Io mi sto innamorando dei Brembo. Ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma oggi l'inquadratura è diversa, è un po' super ampio, perché stiamo registrando con la nuovissima Insta360, obiettivo singolo, 2.7K a 60 fps. Fatemi sapere anche nei commenti se vi piace questa visuale ampia, perché in post produzione veramente, ragazzi, con questa cam possiamo fare di tutto. E ho messo anche qui la One RS in modo tale da riprendermi a 360 gradi. Di terza di gas, non l'ho proprio toccata la frizione. È l'emblema della moto perfetta. Madonna mia, madonna mia, ma no, ma non puoi fare così, non puoi fare così. No? Quanto hai speso? 13, grazie, grazie. Prossima moto, pensa, va? 09, vai. Ma come entra in curva? Madonna! Madre! Ma quanto si impenna, ragazzi! Ah, ragazzi, questa moto è spettacolare! Madonna mia, ragazzi, in curva sta incollata. Un piacere di guida assurdo. Il cambio elettronico come se non esistesse. Cos'è il burro? Ragazzi, è pulitissima in curva. Cioè io levo la mano, fa le curve da sola. Aia, no. Ah, mi sono ucciso. Mi ha urtato la pianta sulla ferita. Ma ragazzi, sale molto di più agli alti. Apre tra i
gli 8 e i 9. Ragazzi, ne approfitto per ricordarvi che con l'acquisto di una Insta360, grazie al link in descrizione e grazie ai ragazzi del Team Italia, ho l'opportunità di offrirvi un kit moto in omaggio, quindi un bel risparmio oltre a vari piccoli accessori. E più che altro vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché è lì che posto tutti i contenuti anche su come utilizzarla. Veramente la amo perché non ti preoccupi di nulla. Con il doppio obiettivo e la possibilità di registrare a 360 gradi e una volta ritornato a casa in post produzione puoi decidere come croppare il video in base al social di destinazione. Oltre a ciò, con i vari accessori che trovate sul loro sito avete la possibilità di realizzare dei video strafighi, ragazzi, tipo mood GTA come questo qui che state vedendo in questo momento. Infatti Hai cagato? ha sculato, ragazzi, mi ha sculato e si è alzata. Non si scompone mai e io sono una capra ignorante a guidare, ragazzi. Cioè, è lei che fa le traiettorie, è lei che fa le traiettorie. Staccatona, scendi giù e lei va come se nulla fosse. Io c'ho la mano qui. Cioè, ragazzi, è micidiale. Che spettacolo. Madò, ragazzi, quanto si alza bene. Ho capito. Prossima moto? Veramente mantiene la strada da Dio. Io non me lo spiego, perché poi ho anche io le sospensioni buone. E qui ritorniamo sempre al discorso che faccio io, che la Yamaha può mettere tutte le sospensioni buone che ha, ma finché continuerà a risparmiare sui telai, le moto avranno sempre una ciclistica di merda. Cioè, io sono poggiato a terra, ragazzi, in questa curva sto a terra, mi sono scansato anche la pianta che avevo preso prima. Madonna mia, che moto, Nico, che ti sei comprato. Complimenti, complimenti alla Triumph. Ragazzi, ma entra in curva con una semplicità assurda. Cioè, ve lo giuro, guardate, io levo la mano, non come la 09, qua io veramente sto a terra e ho grattato la mano con una semplicità assurda. Madonna mia, ragazzi, che goduria! Non si scompone di 1 millimetro! La moto perfetta. E qua non posso non pinnarmela. Ciao 09, ti ho venduto! E come fai a non comprarla? Ma come fai? Sto provando a scomporla, ma non si scompone! Vado in bestia, perché ve lo giuro sto guidando come una capra, come un forsennato che si smuove, ma non si muove, ve lo giuro, è precisissima! Madonna mia! Ma che mostro! Non me lo spiego, Nico, troppo bella! Proviamola anche un po' in discesa. Madonna, ma che sicurezza mi dà di fare le curve in discesa? Cioè, sono 10 minuti, ragazzi, che sono su questa moto ed è mia, la sento cucita addosso. Madonna mia, ma sei talmente giù che sembra che sei a terra. Mi sto scomponendo apposta per cercare di mandarla in difficoltà, ma non va mai in difficoltà. E penso la moto più bella che abbia mai provato, veramente. Non ha eguali per la categoria e anche oltre. È una cosa che io dico sempre, anche quando me lo chiedete, io non vado oltre la 900, anche perché penso che una 1000, troppi cavalli non servono a nulla, soprattutto se non li sfrutti in pista. Cioè, se devi camminare in città consumi solo un casino di benzina e hai potenza che non puoi utilizzare, quindi ti danni nello stomaco. Cioè, io personalmente soffrirei con un 200 cavalli sotto e non poter dar gas a manetta, parliamoci chiaro. Lei e la 09 sono il connubio perfetto per fare un uso cittadino, divertente, pista, un po' di tutto, dai, diciamo. Ma questa, ragazzi, batte la 09 10-0, Cioè, io lo so che la 09 sta piangendo adesso, è a casa tutta incidentata, tutta distrutta, tutte le 09 anche che avete comprato grazie a me stanno tutte quante a ribellarsi adesso. Però, ragazzi, cioè, qua
non c'è paragone. È una moto che ha superato di gran lunga le mie aspettative. Io veramente non mi capacito di sta cosa, non sto scherzando, sono serio. Poi ragazzi, comunque fatemi sapere nei commenti come vi sembra questa ripresa, perché inizierò ad utilizzarla molto spesso, perché personalmente l'ho provata l'altro giorno su consigli anche del team di Ista. E io l'ho sempre utilizzata a 360 gradi, non l'ho mai utilizzata con l'obiettivo singolo. E cioè con l'obiettivo singolo, ragazzi, si ha una qualità assurda, le riprese sono super fluide, il 2.7K ci permette anche di lavorare bene per qualsiasi tipo di social, ma il fatto bello anche è che in post produzione possiamo decidere di allargare l'ampiezza dell'inquadratura. Diciamo, io la preferisco a 360 gradi perché ti dà la possibilità, come state vedendo adesso dalla One RS, di poter riprendere in qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione. Poi a casa in post produzione si sceglie l'inquadratura perfetta. Devo fare un attimo una ripresa alla moto. Mi posso mettere qua poi? Ma per quanto tempo? 2 minuti precisi. Vai. Cattiveria pura, ragazzi, piacere di guida ineguagliabile. Ci devi mettere uno scarico assolutamente, quanto prima possibile. Le linee, ragazzi, a me piace tanto, il faro che non mi piace, non mi è mai piaciuto, non riesco a farmelo piacere. Però, cioè, a dirla tutta, anche quello della 09 non mi piace ancora ad oggi, che è la mia motocicletta, non mi piace. Però tutto il resto me l'ha fatta scegliere. Se l'MT è la moto perfetta per me, questa penso che sia l'apoteosi della perfezione, ragazzi. Non lo so, veramente, se l'è comprata Salvatore non vedo l'ora di rubarmela tutte le volte. Nico, anche a te appena mi riprendo la moto me la ruberò altre volte, sappi. Cioè ragazzi, fatemi sapere anche voi nei commenti che ve ne sembra. Lo so, l'ho pinnata poco, però avete visto, una pinnatella ci è voluta buona per farvi vedere che si mette a candela, la metti là a filo di gas di seconda, terza, è una bicicletta. È una bicicletta. Io mo me la guardo perché già lo so che me la fai comprare mo, perché mo c'ho pure la 09 incidentata, no? Sono veramente indeciso. Adesso veramente mi hai attaccato con la testa. No, c'ho 2 moscerini attaccati sull'obiettivo non so da quanto tempo.